Sabato vado un me cremoso, guarda. Wow, bellissimo. Guarda che t'ho fatto, una bella cremosa al limone. Favori e lo faccio consolare. Zia Teresa, Ehi, ciao, Salvatore. buongiorno. Cosa state facendo? Allora, ho fatto una bella granita di limone. E questa ce l'abbiamo fatta vedere. Hai fatto vedere. Ora faccio un bel cremoso di limone. Cremoso al limone? Sì. Come si fa? Ecco, ora ti faccio vedere. Vediamo, Ho vediamo. tagliato il limone e ora ci devo tutto il succo. Abbiamo tagliato il limone e lo spolpiamo, ci togliamo tutto all'interno. Sì. Questo è per fare contenitore, diciamo. Quindi andiamo a spolpare il nostro limone E lo mettiamo, nello spremiagrumi, così dopo ci ricaviamo il succo, immagino. per forza. Ciò si chiama la cremosa di limone. Che sta con limone, altrimenti non si chiamava Ecco, limone. No. Ecco qua, stato. Abbiamo pulito 2 limoni che escono 4. Abbiamo tolto la polpa a 4 limoni. La polpa è uscito questo zucchero. 100-150 ml. Questo sarà. Adesso andiamo ai fornelli. Andiamo ai fornelli. Mettiamo la panna. Questo è mezzo litro di panna. Mezzo litro di panna fresca. Fresca. Questi sono 250 ml. E mettiamo 2. Quindi 2 da 250 ml. Mezzo litro di panna fresca. Ecco qua. Adesso facciamo riscaldare un po' che mettiamo lo zucchero. Allora abbiamo fatto riscaldare la panna, ma mettiamo il zucchero, guarda. 100 grammi di zucchero. Ecco qua. Quindi mezzo litro di panna fresca e 100 E 100 grammi di zucchero. Ma adesso l'aspettiamo che fa il bollore e poi mettiamo il succo di limone. Aspettiamo il bollore e inseriamo il succo di limone. Sì. Ecco qua, sta scendendo a bollire È uscito il bollore. e poi mettiamo il limone, guarda. Versiamo il nostro succo di limone 100-150 ml a gusto. E facciamo cuocere altri 5 minuti. Giusto Facciamo 5 bollire minuti. altri 5 minuti. Sai che cosa è questo? È menta. Menta? Vediamo un po' di sapore nel latte. Andiamo ad aromatizzare Sì, un po' sì. nella panna e il succo di limone per il nostro sorbetto. Ecco qua. Facciamo cuocere un altro po', E poi proseguiamo. abbiamo fatto 5-10 minuti. Abbiamo fatto cuocere un po', Adesso spegniamo e facciamo raffreddare e poi mettiamo nel freezer. Ecco qua, Sato si è raffreddato e ora abbiamo da mettere nelle nei bucce limoni. di limoni. Ecco qua. Semplice, sì. Semplice e buono. Buono, poi vediamo. Ci sta pure la menta in. Bella, aromatizzata la menta. Sì. Riempiamoli tutti. E mettiamo nel freezer. Ecco qua, Salvatore, andiamo nel freezer e aspettiamo che si fa. Salvatore, abbiamo fatto fare l'orecchio perché sennò non ci potevano mangiare. Abbiamo lasciato qualche ora in più nel Possiamo mangiare freezer. bello fritto, dai. Vediamo, Ecco qua. vediamo. Salvatore, vado un me cremoso, guarda. Wow, bellissimo. Guarda che t'ho fatto, una bella cremosa al limone. Favori e lo faccio consolare.